insomma, a un certo punto ti ho visto fuggire con la coppa, andavi sotto la curva, cosa avevi in testa in quei momenti? No, volevo Per la cronaca è Arnautovic. sì, uno stupido può essere solo lui. Lasciamolo parlare. Portavo la coppa lì sotto perché la coppa è anche loro, è anche soprattutto loro, è nostra ed è loro, quindi l'ho voluto portare là sotto per questo. Senti, è stato anche bello da vedere il tuo abbraccio con Mourinho. Ho detto grazie anche a lui, come ho detto grazie a tutti quanti, anche merito suo sicuramente. Hai sentito che ha detto che se ne va? Se ne va? No, io non leggo i giornali. No, me l'ha detto adesso. Non ho guardato, non ero qua, ero a fare la doccia. Senti, il clima nello spogliatoio, poi ti lascio andare? È un clima di festa. Io voglio dire una cosa, voglio salutare la mia famiglia che mi ha dato tutto e dà sempre tutto. Voglio ringraziarli e voglio ringraziare la mia famiglia. Salutare, mi E vieni? poi, aspetta, poi voglio salutare una mia amica che ho promesso che salutavo, che si chiama Diana, e la saluto. E saluto anche Mauro. Tua fidanzata? Salutare Mauro Crane! Non ha risposto, Giorgio. Bah, io sono abbastanza senza parole perché c'è stata questa sequenza, questo 1-2 di interviste che sono un po' uscite fuori. No, per quanto riguarda, no, per settimane, per mesi abbiamo pensato che fosse Balotelli, insomma, il pazzerello dello spogliatoio. Abbiamo scoperto che insomma si tratta, cioè che è Arnautovic che sta sul questo è un momento sul podio, e durante- sia lui che Balotelli mi sembrano un po' fuori, no, dall'atmosfera di festa generata da questa vittoria.